La maggioranza ha fatto una riunione di maggioranza e ha detto c'è una convocazione del Consiglio straordinario, qual è la nostra posizione? Abbiamo detto la posizione della maggioranza oggi, per gli elementi che abbiamo, visto i tempi ristretti per lunedì, è quella del documento della conferenza dei sindaci, non può essere diverso, che è ma è quello deputato vuol dire non discutere, esatto, ma vuol dire non discutere l'argomento, però vuol dire non discutere, ci sono in sede istituzionale ci sono degli scalini che bisogna rispettare. Nella sede istituzionale sono i sindaci che rappresentano anche i propri consigli e che vanno a discutere. Allora, però i sindaci devono avere il supporto del Consiglio comunale, certo, ma io devo mettere in condizione i consiglieri comunali di sapere cos'è in campo. Cioè io solo ieri ho mandato no, ma io sono d'accordo, nel senso che intendo dire che sono d'accordo sul fatto che lunedì non ha senso fare il Consiglio comunale. No, ma io lo dico come intervento del Portogruaro più, allora, cosa ci sono? Poi chiedo alla Franceschini eventualmente anche adesso è l'istruttura che ha adesso. Sì, ma attenzione, perché non volevo essere frainteso. La mia indicazione, che è stata brevissima, era intesa proprio nel fatto che in questo momento non ci sono gli elementi, non era né un dispetto che qualcuno non pensi che ci sia, quindi era perché c'era proprio questa valutazione qua, che non abbiamo gli elementi, non abbiamo la sostanza sulla quale ragionare per poter poi uscire con qualcosa di concreto, documenti o qualcos'altro. Ragionare sulle cose già fatte è semplice, tante volte... No, non è, allora finisco e dopo io non parlo più. Io seguo chi sta decidendo di ragionare, perché siccome non pretendo di essere il portatore di tutte le decisioni del mondo, so che ci sono degli attori che sono i sindaci, nella conferenza dei sindaci, che istituzionalmente stanno portando avanti dei percorsi, come diceva prima il sindaco, con anche delle prese di posizione. Ci sono prese di posizione che sono legate a partiti, ad altra gente civile, a gruppi, quindi ci sono tutta una serie di prese di posizioni che però nella sostanza di un consiglio comunale che deve portare avanti poi una decisione o un indirizzo o qualcosa, non ci sono gli elementi, perlomeno per quanto riguarda la nostra posizione, quindi in questo momento noi buttiamo anche l'ipotesi di dire facciamolo più avanti, in un secondo momento, quando avremo altri tipi di elementi, forse un po' più concreti, portati avanti anche dai sindaci, e sui quali dopo andremo a ragionare. Basta, tutto qua. Io, se posso inserirmi soltanto come chiosa a quello che ha appena affermato il mio capogruppo, io ritengo che il percorso fin qui fatto dall'amministrazione comunale, e in particolare nella figura del sindaco, che è anche assessore ai servizi sociali di questo comune, credo che sia assolutamente corretto, concreto, perché ci ha fornito tutta la documentazione che ci poteva dare. È chiaro che la sede deputati in questo momento per noi, Portogruaro più, ma credo per persone più intelligenti e ragionevoli su questo argomento, sia la conferenza dei sindaci, quindi non ci sono elementi sufficienti ad andare in Consiglio Comunale. Credo che la sanità e la salute del cittadino e il futuro della salute del cittadino di questo territorio, e più in particolare di tutti i cittadini del Veneto orientale, non possa e non debba essere strumentalizzato in nessun modo, e quindi credo che fino a quando non si abbiano tutti gli attori e tutti gli strumenti atti a fare in modo che il Consiglio Comunale possa esprimersi in maniera compiuta, senza nessun intento di colorazione politica o di pre-campagne elettorali che non si è ancora capito di che tipo, credo che, come diceva il mio capogruppo, almeno una ventina di giorni per avere un quadro più definito siano assolutamente necessari. Dichiaro qua in terza commissione che ci riserviamo la facoltà di non partecipare, come ha consigliato il consigliere Gardini, ma non perché lui ci deve insegnare come parlare con i cittadini e come fare politica, perché noi sappiamo benissimo come fare politica, ma siccome siamo convinti, e ripeto e lo ridico signora, come Portogruaro più, che in questo momento allo stato dell'arte non ci sono i presupposti per poter fare un consiglio comunale soddisfacente anche a dare risposte ai cittadini, perché bisogna fare una serie di analisi e di verifiche, secondo noi, che sono fondamentali per poter arrivare a un risultato soddisfacente
anche per i cittadini. Io dichiaro qui quindi che non venga fuori poi che ci sono stati blitz o atteggiamenti particolari, perché non li accettiamo più, chiaro, delle prese di posizione imperative di qualcuno che pensa di essere un padre eterno. Dichiariamo che noi ci riserviamo la facoltà di non partecipare al Consiglio Comunale. Grazie.